taglio del nastro ieri pomeriggio in piazza Marconi a Jesolo per la 18ª edizione del Send Nativity. Il presepe di sabbia è diventato ormai tradizione irrinunciabile nella cittadina balneare e che per quest'anno ha dedicato le sue 8 sculture a grandezza naturale alle Beatitudini più la nona opera alla Natività. Beati, 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 quella parola che appare all'inizio della predicazione di Gesù e caratterizza il Vangelo, è un annuncio di felicità, l'incontro con Gesù. C'è un tema caratteristico e per esempio beati i poveri si comprende proprio guardando il presepio, perché il primo povero in spirito è proprio Gesù, il figlio di Dio che ha scelto di nascere in maniera povera, mostrando che quella è una strada verso la felicità. Sono stati 11 gli artisti internazionali che quest'anno hanno lavorato alle sculture, modellando dal 21 novembre al 1 dicembre circa 1000 metri cubi di sabbia, e anche per quest'anno le opere saranno visitabili gratuitamente fino al 9 febbraio, ma chi vorrà potrà lasciare un'offerta libera che verrà impiegata dal Comune per sostenere degli importanti progetti benefici. Il nostro presepe di sabbia, oltre che esprimere cultura, oltre che promozione e bellezza, perché è bello, la solidarietà è uno dei principi che lo ispira. Tantissime sono le opere benefiche in tutto il mondo che stiamo portando anno dopo anno. Sono 5 progetti di stampo internazionale e altrettanti progetti invece di stampo più locale, quindi per esempio avremo la ricostruzione di alcune scuole che sono state distrutte durante un ciclone in Mozambico, e il progetto appunto della costruzione di una biblioteca in Guinea-Bissau, che fa parte di un primo progetto che stiamo seguendo e stiamo appunto aiutando da diversi anni, che è a Casa Verona. E poi invece per quanto riguarda i progetti locali, per esempio aiuteremo il nostro gruppo di scout a comprare delle attrezzature che necessitano, oppure il gruppo AVO Donne Rosa 2000, quindi tutta una serie di progetti molto importanti per il territorio. E dopo aver portato il Send Nativity nel 2018 nella città del Vaticano e per quest'anno a Matera, capitale europea della cultura, per il 2020 ci potrebbe essere una tappa estera dove portare la sabbia di Jesolo. E per il prossimo anno stiamo pensando di andare per la prima volta col Send Nativity all'estero e credo quasi sicuramente che andremo a Monaco di Baviera, con il quale abbiamo già preso dei contatti per le procedure burocratiche.